Napoli è mille colori, Napoli è mille paure, Napoli è voce e creatura che sai piano piano e tu sai che non si sola. Questa è la via San Matteo numero 10, questa è la mia abitazione. Qua sono dal 1935, facevo tutte le contrabbande, vendeva zucchero, caffè, carne, vendeva pasta, olio, tunne, formaggio, vendeva tutto. Vendeva il pasta di contrabbando perché i pasticceri avevano sempre il pasta artificiale, caffè a chicca e coppetti di racina. Volevo un caffè in alina tazza. Ascolta, Perché io volevo una lira tazza. Una lira tazza volevo qua. Facevo mettere i cicciolarini, facevo cicciolo e caffè e volevo il caffè. Faceva ceci? Ceci e caffè e volevo una lira tazza. Ah, mischiava? Mischiava, no, perché il caffè stava molto. I clienti non lo sapevano? No, non se ne accorgevano mica niente i clienti. E lei ha fatto anche la borsa nera? Poco, ma comunque l'ho fatto. Perché era i tempi che si doveva fare per vivere, perché non c'era niente. La fame, noi assaggiavamo la fame, avevamo appetiti, i bambini morivano, mangiavamo polente, quando ce lo portavano, tutti i giorni. Abbiamo scorze di patate, sbucce di patate, il pane non si trovava. Noi andavamo a Rio Corre per i paesi, per dove qualcuno ci dava la carità per dar vivere i bambini nostri. Io questo ho fatto perché non avevo la possibilità. Io avevo la possibilità perché facevo tutte le contrabbande e trovavano tutti. Io ho fatto 16 figli e quando ho avuto il premio a Mussolini, esatto del premio che avete a Mussolini, io mi metto a fare contrabbando. Per causa della guerra sono rimasta vedova con 10 figli e ora vendo 2 panzarotte e 2 zeppole per portare avanti i bambini. Questa è la chiusura. A 10 lire l'uno. Dove li vende? A via Salita Trinità degli Spagnoli numero 11. Visto sentire pure la voce, va ricca. Li cuoce lei? Sì, li faccio io e dico panzarotte e zuppulè, riesci lì a mangiare! A voi! Ma tengo pure le corrispondenze con il principe e io sono stata anche a Lisbona, al matrimonio di Maria Pia. Io piangevo quando stavo al matrimonio di Maria Pia. Perché piangevo? Perché il principe ci fece l'invito per andare al matrimonio. Tra le principali contrabbandiere di Napoli, praticamente, Forcella, i quartieri, Sanità e Rimanente, no? E allora fece questo invito perché C'era un certo Filumena Bottigliero, una Teresa Furcello, Teresa Salvador Rosa, Vicenza da Porta di San Gennaro, un giovane che si chiamava Trapano. E quando eravamo là, con sposare, stava un ordine straordinario, che non si poteva passare una parte all'altra. E noi ci infischiamo tutti quanti. Ci manai mannanza e getto mannanza il principe e Maria Pia. E che il mio principe ci guardava e poi avete un'ora di colloquio con il re, con un'ora di colloquio con il principe. E ci domandai a Napoli che avevano fatto, come avevano aggiustato le strade. E ci dicevano quando stavano a fare il teatro nuovo, tutte le sere che stava la luce aperta, perché lui era simpatizzante della luce aperta. E poi ci fece pure una canzone di torno. Poi certi altezzi, ma io oggi vanno a dopo dischio. E sta canzone, il dischio è questa canzone. La facette Maria Abate. Sto popolo non trovi più a ricetta, Torre a Regina non si è mai scordata, pensando a voi ci chiagno corambetta, palazzo reale e triste da quando tu parettiste, lasciando sta città, torna, Napoli aspetta te, torna, di palazzo reale o re.